Dal 1 luglio 2024 cambia il vertice del Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia. Il generale Azzeni cede il testimone al parigrado Gabriele Vitagliano. Nato in Piemonte, 55 anni, figlio d'arte, il papà nel 91 si occupò del delitto dell'Olgiata. Arriva da Firenze dove ha diretto il comando provinciale. Ha ricoperto diversi incarichi. Una persona dal volto umano, dentro e fuori la divisa, diplomatico e pragmatico, un ufficiale amato dal suo personale quando il caso specifico lo chiede, si espone in prima persona per difenderli. Idee e concetti chiari espressi senza tanti giri di parole, in particolare sulla questione sicurezza verso i cittadini del Friuli Venezia Giulia. La priorità, vorrei distinguere la priorità per me e la priorità invece per l'Arma. La priorità per me è quella di capire bene la situazione per poter entrare in una macchina che è già in movimento. Ovviamente i comandi dell'Arma sono strutture complesse che hanno una loro direzione, hanno un abbrivio su cui si interviene non dall'oggi al domani ma capendone i meccanismi e intervenendo. La priorità per l'Arma resta quella della vicinanza al cittadino. Noi facciamo un motivo di vanto di non essere direttamente un'amministrazione specializzata, ma un'amministrazione, oserei dire, generalista. Cerchiamo di vedere di cosa ha bisogno il cittadino e facciamo del nostro meglio, il nostro massimo sforzo per garantirgli quella sicurezza a cui ha diritto.